Proprio in questi giorni c'è il G20 dell'agricoltura al quale io sarò presente e porterò proprio nel tavolo nazionale e in Commissione Politica Agricola della Conferenza delle Regioni questo argomento. Questo perché non è possibile che ci sia un regolamento europeo che prevede la disciplina e la tutela dei prodotti IGP e DOP e poi ci sia appunto la richiesta di chi utilizzando il cosiddetto Italian sounding, cioè il nome simile, possa veicolare dei prodotti che sono totalmente diversi e che non c'entrano niente. Arriverà direttamente sul tavolo del G20 dell'agricoltura a Firenze, previsto per il fine settimana, il dossier Prosec, nei giorni in cui si è scatenata la tempesta perfetta con l'avvio ufficiale da parte dell'Europa del riconoscimento del vino bianco croato, una partita ancora tutta da giocare. La posizione ufficiale dell'Italia sarà presentata mercoledì prossimo dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso di un'informativa in aula al Senato. L'Italia è pronta già a dare battaglia e quindi il sottosegretario Centinaio ha già convocato un tavolo per la definizione di un dossier che verrà poi presentato appunto all'Europa entro i termini previsti. È una battaglia di buon senso e quindi bisogna unire le forze per far sentire appunto la nostra forza, che deve essere quella di uno Stato italiano. Ma ad attendere una presa di posizione forte dell'Italia in Europa sono tutti i coltivatori di Prosecco. In ballo c'è una filiera territoriale che non ha uguali. Io come produttore sono molto preoccupato, anche sentendo gli altri colleghi, perché dietro il nostro lavoro ci sono le nostre famiglie, c'è un intero territorio e quindi significherebbe non soltanto una perdita dal punto di vista commerciale per le cantine, ma significherebbe una perdita economica e una perdita di lavoro per l'intero territorio. Sarebbe un disastro inenarrabile.